Cullato. Ah. Cullallo è. Dai giù. Sì, vabbè, non è che sia tanto. Ciao Leano. Oh Leano! Seduta. Ecco, c'è la nebbia davanti. Adesso si deve cominciare a vedere. Solo che è enorme, ma sono tutte case sparpagliate. Di qua il San Bernè è incomprensibile. Grazie. Allora Ivo era già nera, dovrebbe essere quella là giù in fondo. Là? Già nera. Ah, sì. Quella che fa Luciano però dietro. Vabbè sì, l'avete esplorare apposta. Già che lui fa tutte le punte per Voi tre vi girate? Anche se non siamo andati fino su. Vi girate voi tre o no? Ivo? c'è la nebbia. Ah, ma sì, sì, la prima mattina. Ops. Puliti di acqua. Guarda qua dove sono io. Sì. Quindi non buttarsi giù. Vedi, Questo canalino sarebbe da fare. Mica brutto, non è franoso. È solo dritto come Dio comanda. Con le crosette di dietro. Neanche la punta crosetta, questa qui. Fermo. Aspetta, Dai. E rifai la faccia da non ce la facevo più. Dai. Guarda la punta, non guardare lì. Storditone. bravo Carlo. Tanto guarda cosa è passata qui in aquila a cagare sopra sta pietra. C'è anche il diario di bordo. Ecco l'uccello quella lì, Cazzo di uccello è arrivato lì, un gabbiano. E quella invece è la finta. No, sì, ma finta punta. Allora si vede che sta attraversando. Tre vette. Se fa parte di tutto. Ma no, non puoi chiamarla vetta quella, dai, è una cresta. Qui c'è una porta, questa da qui giusto per dire basta, a forza di trovare punta, qui ci hanno messo sto punto. Lo metto così almeno non c'è ancora più avanti. 12:40? 12:39. Siamo in anticipo, abbiamo tempo ancora di andare a toccare la neve là. È possibile che abbiamo fatto 7 km. Adesso te lo dico. Ma te lo dico anch'io. Sì. No. Una voce che senti una bestia enorme.
stavolta il cane è partito in quinta, E là, l'hai giù da fare. Voglio tornare a casa. È partito in quinta. Dopo un attimo, era un po' corto. Discesa adesso sì, gli ho dato anche un booster. Si è ricaricato un po' di filo. Io ho manco mangiato il sale. Ho mangiato l'insalata.